Ti è mai capitato di vedere una persona che da lontano sembra meravigliosa, bellissima, affascinante, però man mano che si avvicina cominciava a mostrare tanti piccoli difetti? Insomma, questo è il classico quadre lundananza, è meglio che lo vediamo da lontano, non troppo da vicino. Quando invece una persona è brutta, sia da vicino che da lontano, in questo caso la situazione è diversa, è nato quadra, o quadra la respirazione. Se invece una persona, una donna in particolare, è bellissima, sia da lontano che da vicino, i napoletani usano dire «Ah, là San Luca sei spassato». Perché San Luca? Sì, San Luca è protettore degli artisti, in particolare protettore dei pittori. Anche lui stesso era pittore, si racconta che abbia dipinto lui il volto del Padre Eterno e della Madonna, insomma, e pure a Napoli naturalmente avrebbe fatto qualcosa, dice la leggenda, che lo stesso quadro della Madonna di Piedigrotte, anche la Madonna Bruna, quella del Carmine, furono dipinti da San Luca in persona. Se invece una donna è particolarmente brutta, e questo è politicamente scorretto, in napoletano, col grande humor solito dei napoletani, un napoletano dice «Quando nascette che secondo me San Luca sevi milleggiatura». La pittura d'altronde è l'arte della perfezione. Si sapesse pittare, si sapesse pittate pittasse, dicono Pisano e Cioffi nella canzone Fatte pittà, quella del pennello di Raffaello. È l'arte della perfezione pure perché in lingua napoletana, quando ad esempio un abito ti sta alla perfezione, ti calza perfettamente, a Napoli diciamo «Oh, sul vestito ti sta a pennello», perfetto. E dall'arte pittorica viene pure un'altra locuzione, per cui noi diciamo sempre che la prestazione è commisurata al compenso che dobbiamo ricevere. Come pagazio, a così pittazio. Ma a Napoli o pittore non è solamente quello che fa i quadri, a Napoli o pittore è anche l'imbianchino, quello che ti viene a ianchiare a casa, a imbiancare la casa. Solo che c'è una differenza fondamentale: mentre il pittore usa il pennello, l'imbianchino usa la pennellessa. E qui è la lezione di lingua napoletana, tutto sto parassiere per arrivare a questo, una notazione linguistica. Ci avete mai fatto caso che in lingua napoletana, quando si vuole indicare una cosa più grande rispetto a una cosa di dimensioni normali, la si traduce in qualche modo, la si rende al femminile. Che ne so, o cucchiara, se lo voglio indicare una cosa più grande dico a cucchiara, o pignatiello, pignatelle crete, a pignata, quindi la pentola grossa di terracotta, o tina, la piccola botticella, a tina. Quindi quando lo rendo femminile voglio indicare la sua versione grande, o tammur, il tamburo, a tammor, quella lì, quindi sempre grande la versione femminile, o canist, insomma il cesto, e quello piccolino, a caneste, quella più grande, riala senza canist, favore che non le viste. Eppure o pennello, per esempio. Ah, la pettenessa, il pettine piccolino diventa la pettenessa, quindi nella versione femminile, eppure o pennello piccolino diventa la pennellessa nella sua versione grande. Beh, piccolo è maschio, grande è femmina. Effettivamente questa è una bella lezione di vita. Le femmine sono sempre più grandi di noi.